Qui a Mille Voci questa sera ci sono i Santo California! Solo tu nel calore del mattino che rinasce intorno al sole. Cosa può più importare se la pelle tua si lascia accarezzare? Risvegliarsi ormai per me non ha senso. In questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò, e un giorno io saprò essere un piccolo pensiero nella più grande immensità del suo cielo. Sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò. Per me che sono nullità nell'immensità, sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò, e un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità. Grazie Fabrizio, grazie Federica per essere stati con noi, grazie. E grazie a voi, grazie a tutti voi. Bene, seguimi Turco, perché vado a prendere il nostro primo ospite di questa puntata e mi avvicino e lo aiuto e lo accompagno un po' al centro della scena, perché lui è un graditissimo ospite di Mille Voci. Eccomi qua, vado a destra? Sì, eccomi. Lui è Matteo Tiraboschi. Buongiorno, ciao a tutti. È un piacere. Allora, il nostro Matteo lo accompagno perché è non vedente. Esatto. È un cantante che ha cantato in tantissime occasioni con tantissimi cantanti importanti, ha fatto il giubileo del 2000. Esatto, 20 anni fa ormai. Beh, insomma, però continui a cantare, scrivi delle canzoni, quindi quando la musica... quando posso, sì, la musica è la mia vita, anzi la mia vista, come dico io. Bella. Complimenti Matteo. No, è vero, e grazie di aver scelto Mille Voci, no? per accompagnarci
in questa edizione, quindi siamo contenti di averti ritrovato anche quest'anno. Ma è bello, io vi reputo amici, quindi è bello tornare tra amici e conoscerne anche di nuovi. Grazie. Poi lo ripeto, questo è un programma veramente dove si ispira alla musicalità, l'amicizia, la non competizione e il rispetto, che in altri programmi non c'è. L'ho detto l'anno scorso, lo ripeto quest'anno. Grazie Matteo, che cosa carina che hai detto. Ci fa molto piacere che sia questo quello che viene trasmesso anche a casa al pubblico che ci segue. Bene, cosa ci canti in questa occasione, Matteo? È un pezzo del grande maestro Andrea Bocelli, un pezzo che ho voluto reinterpretare io perché ha avuto poco successo e voglio rilanciarlo qui. Si chiama Melodramma, dedicato a tutti voi che ci ascoltate. Matteo Tiraboschi in Melodramma, 1000 voci. Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge. Odor divino, io ti sognavo adesso, ti vedo ancora lì, quanta nostalgia, a fresco di collina, io piango che pazzia. O andarsene poi via. Questa melodia, inno dell'amore, te la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. Limpido il mattino, tra i campi un gran mulino, lì è nato il mio destino, amaro senza te. Senza te questo cuore canta un dolce melodramma, è l'inno dell'amore che canterò per te, è un melodramma che canto senza te. Senza te.
Grazie. Ma che meraviglia, Matteo! Grazie. Il nostro tenore, il tenore di Mille Voci. Grazie. Sei stato bravissimo, hai creato una bellissima atmosfera. Ti ringrazio moltissimo per aver scelto questo brano. Ecco, onorato, grazie a ti voi. riaccompagno. Bene, e andiamo avanti con il nostro programma. E adesso, ma io dico, io sono emozionata. Perché sono circondata da cantanti che hanno fatto compagnia anche alla mia crescita, devo dire, dai quali io ho cercato anche di imparare. E lei è una cantante strepitosa, con una grande capacità interpretativa, piccolina ma con una grande voce. E non devo dire altro perché stiamo parlando di Vilma Goic! Eccola! È un grandissimo piacere conoscerti e averti qui in Salve questa a tutti. edizione di Mille Voci. Grazie, grazie, piacere tutto mio, anche perché dato che ultimamente non si canta molto, perché ci lasciano a casa, e allora ogni tanto cantare fa bene, insomma. Assolutamente. Quindi qui finalmente si canta con tutte le precauzioni, però cantiamo, insomma. Assolutamente, Ecco. facciamo proprio, grazie per questo pensiero, facciamo un saluto a tutti gli artisti, a tutti i musicisti, a tutti coloro che nel mondo dello spettacolo che stanno vivendo. davanti e dietro, perché lavorano per farci emettere dei suoni belli, quindi tecnici, luci, eccetera, voci, luci, via dicendo, e poi che non lavorano come noi. Solo che è un dramma. Adesso speriamo che qualcuno ci pensi, ma secondo voi qualcuno ci pensa? Per ora, diciamo, sembra non molto, però No. Gianni Turco invece No, ci ma pensa. sì, Gianni Quindi Turco Gianni ci- Turco invece Mille Voci siamo riusciti a farlo. Perché a lui piacciono le 1000 voci. Stiamo per quello. riuscendo, quindi bene. Allora, la nostra Vilma oggi ci canti una canzone molto bella, ma io le ho chiesto se potevo fare questa chicchetta, perché lei canta una canzone che è stata resa molto famosa da un altro cantante che è stato tante volte Certo. ospite in questa trasmissione, che è Dino, perché Vilma canterà questa canzone che è Gli occhi miei. Ora, noi nel preparare la trasmissione avevamo, diciamo, trovato una piccola chicca, perché sai, io lavoro in una clinica, in realtà io sono una psicologa specializzata in psicoterapia e lavoro con gli anziani, e quando dico che faccio Mille Voci loro vogliono sapere: dottore, ci devi raccontare, ma chi hai incontrato, chi hai visto? Stiamo preparando degli spettacolini per tenerli un po' su, e questa mia paziente ha detto: dottore, io voglio cantare questa canzone. E io ho detto: ma sai, io Dino lo conosco. E lei è impazzita, ha detto: davvero lo conosci? Allora posso mandargli un saluto? Ho detto sì, guardate che cosa siamo riusciti a fare. Dino, Questo è Dino? sono Innocenza di Ceccano, ti voglio dedicare una canzone che non conosci. Sì, adesso te la canterò. Vai. Dimmi perché negli occhi miei non guardi mai, eppure tu io so che un po' di bene dammi puoi. Brava Enza! È intonata anche? Cosa che ti dico? Che ti ho sempre adorato, credimi, e mi rimarrai sempre nel cuore. Sì. Ciao ciao! Ciao tesoro, ti voglio bene. E questo era una piccola chicca della nostra Beh, Enza. la raccontiamo poi a Dino. Gliela raccontiamo, gliela facciamo vedere, manderemo i saluti. Sì. E invece adesso questa canzone la canta Vilma Goic, Gli occhi Grazie. miei. Anche se non ti parlo mai, il mio segreto tu saprai. Un giorno o l'altro leggerai gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Anche se non domanderai, il mio segreto scoprirai. C'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché
perché se no domanderai, il mio segreto scoprirai. C'è chi mentire non può mai, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Vilma Goic, grazie! Ma non, Grazie a voi. non te la cavi così facilmente, no? Per cui noi fra un pochino io ti voglio riascoltare, quindi avremo il piacere di riascoltarti nel corso di questa puntata. Va bene, Grazie. allora a fra poco. Grazie. Grazie. Beh, quando riusciamo ad avere questi artisti sfruttiamo l'occasione fino in fondo. Bene, adesso è la volta di una new entry in questa famiglia. Lei ha partecipato all'edizione 2019, è Marinella Bottazzi. Buongiorno. Ciao, Marinella carissima. è qua di una- là dove mi vuoi? Va bene, A te va la bene scelta, così. cara. Marinella è una cantante, un'autrice, adesso so Yes. anche dirigi Speaker radiofonica, per una radio. FM, Da dove vieni, Marinella? da Così- Reggio Emilia. Da Reggio Emilia, quindi Si un sente? saluto a tutti quanti quelli che ci seguono dall'Emilia Romagna. Esatto. Che cosa ci fai ascoltare oggi? Oggi voglio portarvi un pezzo che è nato a Sanremo e parlerò di una storia d'amore un po' travagliata. Che al giorno d'oggi ce ne sono tante di storie d'amore travagliate. Sì. Quindi a voi Che buon si sono ascolto. complicate secondo me dopo che Sì. ci hanno chiuso in casa, quindi ci sono Soprattutto. state molte relazioni che Soprattutto. sono state messe alla prova nel periodo della chiusura Esatto. totale. E Come si intitola? Si intitola L'oro e l'argento. Marinella Bottazzi, l'oro e l'argento per 1000 voci 2020. A voi. Ci sono cose che non dici mai, l'oro e l'argento sono solo guai, mettono luce avanti agli occhi tuoi e son pensieri che non scordi mai. E tu che vaghi dietro ad un rossetto, come uno spirito sopra il mio letto, metti il vestito migliore, porta un sogno e accendi il viso come sai. E brillerai senza confini, un'altra stella porta il nome tuo e sento il tuo profumo di limoni e arriva il tuo sapore nei polmoni e stringerai davanti a tutti la mia anima. Che importa se il mondo ha avuto una giornata storta, sei sempre una parola che conforta. Ci sono notti che non dormi mai, leggendo un libro, chiudo gli occhi e volo su Shanghai. Metti una storia, due persone, una conchiglia e mani che si cercano. Il tuo calore bagna la mia pelle, un'altra immagine trovata tra le stelle. Ed io sussurro ad un gabbiano il mio pensiero che vola in alto verso te. E brillerai senza confini, un'altra stella porta il nome tuo e sento il tuo profumo di limoni e arriva il tuo sapore nei polmoni e stringerai davanti a tutti la mia anima. Che importa
non aspettare su quel letto il mio respiro, un altro fiore, lacrime d'argento e oro nei capelli, fuoco nei miei occhi, brucerò con te. E brillerai senza confini, un'altra stella porta il nome tuo e sento il tuo profumo di limoni e arriva il tuo sapore nei polmoni e stringerai davanti a tutti la mia anima. Che importa se il mondo ha avuto una giornata storta, sei sempre una parola che conforta. Ci sono cose che non dici mai. Marinella Bottazzi, l'oro e l'argento, grazie Marinella. Mi commuovo sempre quando canto questa canzone. Sei stata bravissima, sentita. questa emozione l'hai trasmessa anche a noi. Ci vediamo A più in là nel corso di questa edizione di Grazie. Mille Voci. Grazie, Bene, cara. grazie Marinella, ciao. Ora vado vicino ad Alessandro Perché? perché ti devo fare questo racconto per presentarlo. Perché quest'anno sei il mio compagno di viaggio sostanzialmente e l'anno scorso io ho avuto un altro compagno di viaggio che non è un musicista, è un cantante, ma definirlo è un po' difficile, dovrei dire è le 1000 voci di 1000 voci. Gabriele Marconi! Eccolo qua, che piacere, vorrei tanto abbracciarti. Non si può fare, abbracciarti. il nostro... Per me è stato comunque come un abbracciare questa trasmissione e te nello stesso tempo venendo qui. Per cui abbraccio tutto il pubblico che ci sta guardando da casa, ci è mancato troppo, anche 1000 voci, troppo tempo, troppa pausa lunga, per cui... Siamo tornati con grande piacere ad ospitarti qui a Mille Voci quest'anno. Grazie. Scommetto che ci sarà qualche chicca che ci regalerai, quindi io ti lascio proprio la scena e lo studio e vi lascio in compagnia, in realtà vi lascio in compagnia di Gabriele Marconi e non solo. E non sono solo. Il vantaggio degli imitatori è questo, no? Che anche magari quando c'è il lockdown devi stare da solo, io non sono da solo, ecco. A proposito di lockdown, c'è stato quel periodo in cui eravamo veramente costretti tutto il giorno a stare dentro casa e non sapevamo che fare. Io, oltre a mangiare, non so se si nota, giocavo spesso a carte per passare il tempo. A che gioco? A Scala Quarantena. Oppure guardavo la TV. Sì, guardavo la TV e sì, mi appassionavo, diciamo, siccome c'era questo, come dire, questo periodo in cui avevamo questa cosa dei cinesi, i cinesi, io mi sono appassionato ai film gialli. Però grazie alla televisione ho avuto anche la possibilità di conoscere meglio un personaggio che, nonostante fosse il Presidente del Consiglio, io non lo consideravo proprio, dicevo questo è di passaggio, e in effetti è stato sempre di passaggio continuo in TV, un giorno sì, un giorno no. Però grazie a questo abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo meglio, di conoscere anche la sua voce, quello che dice Giuseppe Conte. Credo che qualsiasi iniziativa debba essere condivisa da tutti, ma qui vedo che non si rispettano le regole, per cui ho deciso di prendere per il distanziamento Rocco Siffredi, da usare come unità di misura. A tutti quelli che dicono che il peggio sia alle spalle, gli metto anche Rocco Siffredi alle spalle. Oddio, questo oddio che ho sentito, esageriamo. Vabbè, Conte l'abbiamo considerato, prendilo al volo, eccolo, la testa, ha perso la testa, no, speriamo di no, perché, però al di là del fatto che lui si sia dichiarato all'inizio avvocato degli italiani, se permettete, cerco di non mancare di rispetto al Presidente del Consiglio, il vero garante della politica italiana è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sì,
mi piace per come, diciamo, difende la Costituzione, con la sua veemenza, con la sua brillantezza, con la sua vivacità. Buonasera, ho giurato di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. La sosterrò costi quel che costi attraverso i suoi comandamenti. Non avrai altra Costituzione all'infuori di me. Ricorda di santificare la Costituzione, non desiderare la Costituzione d'altri. Onora i padri costituenti. Chi tocca la Costituzione muore. Parola del Signore. Lode a te, o Costituzione. Certo, vabbè, non è proprio così brillante come poteva essere, che ne so, Silvio. Vogliamo mettere Sergio con Silvio Berlusconi, che poi Berlusconi è pure facile da imitare, che ci vuole? Basta indovinare il sorriso spontaneo. Mi consenta innanzitutto di ringraziare tutti coloro che mi hanno manifestato il loro affetto nei miei momenti più difficili, e in quei momenti bisogna reagire col sorriso sulle labbra, sempre positivi, si fa per dire cribbio. Comunque io sono molto contento di essere qui a respirare l'aria di Roma, dove nel periodo in cui ero premier ho passato delle meravigliose giornate, soprattutto notate. Ringrazio i romani che mi hanno fatto sentire a casa mia e le romane che sono venute a casa mia. Che dopo giornate pesanti mi hanno fatto sentire più leggero, soprattutto il portafoglio. E a questo punto però, dopo quello che ho passato, ho imparato la lezione e vorrei dare a tutti voi un consiglio. Manteniamo le distanze e distanziamo le mantenute. Gabriele Marconi! Ti prego. Mi cola il trucco, perché quando rido mi vengono le lacrime agli occhi. Sei stato fantastico, grazie. Bravo. Sempre attuale, sempre in grado di rinnovarti. Veramente complimenti. Poi le tue imitazioni sono così fedeli che... Bravo, veramente uno dei pochi in Italia che riescono veramente a imitare così bene i politici. Ma tu così mi confondi. No, ma è la verità. Mi confondi perché... con qualcun altro. Guarda, sei tremendo. Esatto. Gabriele Marconi, grazie. Avremo modo di rivederlo ancora nelle prossime puntate di questa edizione. Bene, andiamo avanti con la nostra puntata. Io oggi sono veramente circondata da grandissimi cantanti, imitatori. È una puntata ricchissima e vi dico soltanto il nome, capirete che ho ragione. Adesso è il momento della nostra Giovanna! Non ci si può abbracciare. Vi rendete conto che meraviglia averti qui? Tra l'altro hai fatto un viaggio impegnativo, non parliamo di viaggi. Mi sono persa per arrivare qui, non ti voglio dire. Comunque, ma al di là di questo arrivare. Tu vieni da Milano, giusto? Certo. Quindi voglio dire, c'è anche no, questo ma da discorso Milano è stato semplice. Arrivare qui agli studi è stato difficile. Un attimo. Allora, la nostra Giovanna è una grande amica di Gianni Turco. Sì. Vedo un sacco di amici qua. Hai visto? Questa è una puntata ricchissima. Bello. Vabbè, Gianni, facciamolo, visto che lo ha detto, facciamola una panoramica. Guarda chi ho seduto qui. Vilma Goic, Michele, Gianni Nazzaro. Cioè, oggi veramente hai visto che parterre. Guarda, grazie. Gianni è un ragazzo stupendo. Non ti posso dire quanti anni sono che ci conosciamo, perché io dico sempre di avere qualcosa di meno. Okay. E quindi se lo dico... Ed è per questo che lo chiami ragazzo? Sì, perché... esatto. Però, no, perché poi mi sgrida, mi dice tutte le cose, poi mi chiama. No, sgrida un po' tutti. Io avevo 5 anni. Vabbè, va. Io non ero ancora nata, quindi sono sempre più giovane di te. Va bene, facciamo questa gara. La cosa bella è che siete tutti qui e io sono molto contenta di questo. Mi sono dimenticata di lavarmi il... Te lo tengo io se vuoi. No, lo butto là. Proprio... No. Guarda, lanciare. là. Va bene. Allora, la nostra Giovanna oggi non ti esibirai da sola, vero?
durante il, come diceva prima, il lockdown, ci siamo tutti, anch'io ho fatto la lotta col frigorifero, ho mangiato tantissimo, ho imparato a fare le torte, però io collaboro ogni tanto con una ragazza e scriviamo canzoni e le abbiamo scritte al telefono, non solo, ma io le ho cantate a Milano, lei le ha cantate vicino quindi Pavia. Poi le abbiamo messe insieme e abbiamo scritto quella canzone che è una canzone che parla proprio di questo fatto, che siamo schiavi e speriamo che finisca, perché se no io ringrazio altri 10 Siamo figli. tutti con te, io pure, quindi la chiamiamo qui vicino a Allora, noi. Angela! Angela! Ciao, ciao. Benvenuta Angela Grazie, a Mille grazie. Voci. Quindi come si intitola il brano che ci fate ascoltare? Siamo. Siamo. È una canzone che esprime speranza e rabbia nello stesso tempo. Di rabbia ne abbiamo Lo tanta so. tutti quanti e di speranza ne abbiamo proprio tanto Sì. bisogno. Quindi Giovanna Grazie. e Angela, siamo! Grazie. Na 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 na. 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 Na 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 na.
Siamo cresciuti con l'amore e la nostra fantasia. Siamo uniti per la pace e per la democrazia. Siamo sempre andati avanti senza mai tirarci indietro. Anche gli angeli coi santi fanno pace dietro un vetro. Siamo chiusi in un inferno dalla sera alla mattina. Siamo scesi a compromessi e l'estate si avvicina. Siamo feriti e lacerati, siamo stati abbandonati, tutti con lo stesso sogno, siamo tutti isolati. Na 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 na. E ci fermeremo poi a pensare fra di noi a chi è stato più importante, a chi non ti ha amato mai. Ed immagini che tu sarai forte più di prima, senza mai dimenticare, e l'inverno sta vicina. Aggrappati a questa vita, ma la vita porta via. Tutti suonano l'amore, un tantan lungo la via. Maledetta primavera, affacciata ad un balcone, ora che ci è tolto il fiato, dacci ancora un'emozione. Na 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 na. Affacciata ad un balcone, ora che ci hai tolto il fiato, dacci ancora un'emozione. Maledetta primavera, affacciata ad un balcone, ora che ci hai tolto il fiato, dacci ancora un'emozione. Na 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 na. Affacciata ad un balcone, ora che ci hai tolto il fiato, dacci ancora un'emozione. Maledetta primavera, affacciata ad un balcone, ora che ci hai tolto il fiato, dacci ancora un'emozione. Ora che ci hai tolto il fiato, dacci ancora un'emozione. Grazie. Giovanna e Angela Consiamo. Grazie. Senti, posso chiederti una cosa? Certo. Angela, scusa. No, non ci possiamo avvicinare molto. Posso fare un omaggio piccolissimo, breve, in sol? Come no? Cosa? Facciamo Io te vorrei vassà a Gianni. Proprio. Assolutamente.
io ti vorrei passare, io ti vorrei passare, ma il cuore non muove ed esce da, ed esce da. Io mi vorrei dormire, io mi vorrei dormire vicino già tu, n'ora morire, n'ora morire. Grazie Grazie a Giovanna, te. grazie Angela. Grazie. È vero, qui abbiamo passato la primavera sui balconi, Grazie, siete Gio. riusciti veramente a scriverlo in una canzone, abbiamo passato un'intera stagione semplicemente affacciate al balcone purtroppo. Bene, è arrivato un altro grande ospite, li chiamo tutti così perché è la verità, io sono circondata oggi, ve l'ho detto, guardate che parterre che mi ritrovo e io adesso vado a presentare lui che in realtà ha presentato 1000 voci in molte più edizioni di me, Gianni Nazzaro! Buonasera. Col microfono. Dove sta? Eccolo qua. Guarda, Ce l'avevo in petto e non... Ormai sei talmente abituato ad avere il microfono dietro. All'occhiello. All'occhiello. Gianni Nazzaro, io non ho avuto il piacere di essere io presentata da te nelle edizioni precedenti di 1000 voci, ma sono veramente onorata di essere qui con te oggi, di vederti qui a 1000 voci in questa edizione. Siamo veramente, veramente contenti. Il turco in assoluto, perché ci teneva tantissimo, quindi siamo grazie di essere qui. Veramente. È contento come un turco. È contento come un turco. Senti, lasciami dire una cosa che io ho sempre lasciato un ricordo quando ho fatto queste trasmissioni insieme a Gianni. Gianni lo sa. Un ricordo, una frase tipo che ho detto pure poc'anzi a Michele e a Vilma. Io credo sempre di più nella chirurgia etica, perché bisogna rifarsi il senno. E forse ci sarebbe molto più bisogno di questa chirurgia etica e non tanto di quella estetica oggigiorno, perché forse veramente il senno lo stanno perdendo in tanti ultimamente. Sì. E poi con questa pandemia ancora di più. Gianni Nazzaro, che cosa ci fai ascoltare in questa puntata di 1000 voci? Un brano del mio ultimo CD che si intitola Il campo di grano. Gianni Nazzaro, a 1000 voci, 16ª edizione di 1000 voci, Il campo di grano. Proverò a salire sul tuo piano, vedere da lassù il campo di grano e parlarti con il cuore in mano per un po', sperando che però non tutto sia vano. La notte è così nera, un muro da graffiare, tu mi confondi ancora, spargendomi di sale, respirando il tuo veleno fino in fondo, scopro piano piano che mi sta piacendo. Scendo, giuro che non vengo, poi corro da te. Sento che nell'anima mi stai scavando, il grano sta nascendo.
qualunque posto, il mare con un dito, io non lo so fermare, aspetta che mi siedo prima di sparare, respirando il tuo veleno fino in fondo, scopro piano piano che mi sta piacendo, salgo e scendo, giuro che non vengo, poi corro da te, sento che nell'anima mi stai scavando, il grano sta nascendo. Ma che emozione! Ma che emozione! Gianni Nazzaro, abbiamo visto anche un video bellissimo. Io no, mannaggia, stava alle mie spalle. Bello, alle tue spalle si vedeva questo video. Sei sempre affascinante, Gianni. Grazie, cara. Guardate, che spettacolo, sono veramente onoratissima. Grazie. Ci vediamo ancora nel corso di questa edizione. Va bene. Mi raccomando, io non è che mi posso perdere così l'occasione di essere circondata da tutti questi artisti, ma ci mancherebbe, io sono onorata. Bene, l'ho annunciato prima, ho detto che non ci poteva lasciare senza farci risentire di nuovo la sua bellissima voce e adesso infatti ci fa riascoltare un grande successo la nostra Vilma Goic. Eccola, mantengo le promesse. Brava, grazie, però posso strappartene un'altra? Tipo? Torni a trovarci. Dai, torna a trovare. Ma adesso vedo come. Pensa, vedi come stai messa. Vedo un po' come sto messa. Vedi come stai Devo messa. guardare il mio calendario. Ecco. Con tutte queste serate che facciamo. No, ti aspettiamo, Vilma, veramente. Quindi adesso ci fai ascoltare un altro grande successo che canteremo tutti insieme a te. Sì, va bene, facciamolo, sbrighiamoci. Facciamola breve. Sarà la 2.000.000ª volta che la canto. Allora, è vero, però Anche è vero, sicuro, probabile, sicuro. Però ti dico anche questo, questa trasmissione, poiché ci sono tanti emergenti che vengono a mille voci, tante persone che si affacciano a questa televisione che non ha avuto il piacere di conoscervi e di conoscere le vostre canzoni, secondo me questa è un'occasione dove c'è questa possibilità che si dà anche a coloro, ai più giovani. Ecco, che non questa hanno... per i più giovani. Per i più giovani. Però ti voglio dire una cosa, che questa canzone che tu dici che i più giovani la conoscono, e io ti dico che la conoscono perché le nonne la cantavano come Ninna Nanna. È vero! Perché la facevo pure io come Ninna Nanna a mio nipote, quindi. È vero. Capito? E È quindi, però non vi addormentate mentre Ecco. la canto, per cortesia. Tutti insieme per piacere a Vilma Goic mentre lei ci canta Le colline sono in fiore. È già passato quasi un anno da quando sei partito. Ricordo quello che m'hai detto il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto, non so nessuno. Per te diventerò qualcuno. Amore, ritorna, le colline sono in fiore ed io, amore, sto morendo di dolore.
perché sei importante per me. Va tutto bene, ti penso sempre e spero di tornare un giorno o l'altro. Questa fortuna dovrà decidersi a arrivare. Amore, ritorna, le colline sono in fiore ed io, amore, sto morendo di dolore. Amore, ritorna, non importa, non fa niente, se tu non sei diventato più importante, perché sei importante per me. Per me. Vilma Goic! Grazie per questa emozione. C'era il maestro Alessandro. Hai visto? Alessandro, t'ho visto col cellulare che rubavi la canzone. facevo la Alessandro al quadrato. sarebbe Alessandro lui, sì. al quadrato. Vabbè. Ah, questa poi me la rivendo in tutte le Bacia, puntate d'ora in Vilma. poi. Vado, Grazie. vi lascio. Torna a trovarci. Grazie. Tornerò. Ciao, grazie. Ciao a Grazie. tutti. E adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata ricca di ospiti e, come si suol dire, finiamo in bellezza, perché lui è proprio bello. Cristina, non fare quelle mosse, è proprio bello. Poi, voglio dire, te lo sei scelto, vedi, se non è bello per te, è bello il nostro Michele! C'è il nostro maestro Alessandro. Alessandro ti accompagna con la musichetta del tuo più grande successo, Grande che è Michele, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Michele, bentornato a Mille Voci. Noi ci siamo conosciuti nell'edizione 2019, ho avuto il piacere di ospitarlo nel Daphne and Friends, abbiamo anche cantato insieme, spero riusciremo ad organizzarci anche per questa edizione, questa cosa ci organizziamo, la rifacciamo, adesso dopo la trasmissione ci mettiamo d'accordo. E il nostro Michele, devo raccontare questa chicca, proprio per collegarmi a quello che dicevo a Vilma dei giovani. L'anno scorso eravamo seduti durante una pausa e c'era mia figlia, quindicenne, finita la trasmissione, lui aveva già cantato, viene da me e mi fa: ah, ma lo sai che quell'uomo canta proprio bene? Io ho detto, vedi? Gli ho detto, figlia, tu non lo sai, ma è un grande cantante. E da lì ha iniziato pure lei a seguirti, perché poi tu fai anche queste canzoni moderne che sono ballabili, no? È uscito il tuo nuovo disco, quindi ci siamo dilettati anche a ballicchiare insieme a te, e mi sa che lo faremo anche oggi, giusto? Mi sa di sì. Mi sa di sì. La canzone che ci proponi è? È una canzone che io facevo prima di avere l'orchestra da ballo, ero ancora alla Rifi, ed era una canzone che non è mai uscita come singolo, ma è in un album, però era premonitrice, perché si chiama Balla Balla con me. Quindi balliamo insieme a Michele! Ma che meraviglia! Ma che energia! Bello, energico, giovanile, ma insomma tutte! Ma ti ringrazio! Grazie Michele! Grazie! E noi con Michele salutiamo proprio tutte le sale, i proprietari delle sale da ballo, tutti i ballerini, tutti coloro che in questo periodo non si possono esprimere. Anche noi qui avremmo voluto avvicinarci, ballare insieme, non abbiamo potuto, per cui il nostro saluto, il saluto di Mille Voci anche a tutti voi. E noi chiudiamo questa trasmissione in cui abbiamo avuto ospiti Marinella Bottazzi, Giovanna, Angela, Matteo Tiraboschi, Gianni Nazzaro, Michele, Vilma Goic, il mio grande amico Gabriele Marconi e lui, il
il maestro Alessandro Al Quadrato. Gianni Turco, sigla! Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Grazie, alla prossima puntata, ciao! Voci suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Mille voci suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Bentrovati a un nuovo appuntamento con la 16ª edizione di Mille Voci. Un'edizione che ormai avrete capito è un'edizione difficile, ma proprio per questo ancora più importante, perché il nostro obiettivo è quello di tenervi compagnia con della buona musica, con dei grandissimi artisti conosciutissimi in tutta Italia. Quindi il primo saluto va al mio maestro, al mio compagno di viaggio, Alessandro Alessandro! Ciao Daphne, ciao a tutti. Il pubblico di Mille Voci ormai avrà imparato che in questa edizione il compagno di viaggio è Alessandro Alessandro, che è stato... Oh, grazie, musichetta. Vi ricorda, oltre a ricordarvi una grandissima canzone che ho avuto anche il piacere di interpretare, vi ricorderà la colonna sonora di questa trasmissione di Marta Flavi che si intitolava Agenzia Matrimoniale, che noi seguivamo. Infatti dico, quando il Turco ha detto mi sa che salutiamo il Turco, ciao Gianni Turco dalla regia, quando il Turco ha detto abbiamo un contatto col maestro Alessandro Alessandro, io ho detto no, ti prego, Alessandro Alessandro lo voglio, perché l'abbiamo preso in giro con la mia mamma per tantissimo tempo, perché si chiamava Alessandro Alessandro. Anche prendere in giro è una forma d'affetto. Certo. Gioia mia, è stata la tua fortuna, perché è stato quello che ti ha reso famoso, era che ti chiamavi Alessandro Alessandro. Tra cui anche questa. Grazie. Bravissimo, grazie di essere con me. Avremo modo di chiacchierare un po' più tardi. Iniziamo subito con la nostra puntata. Sì,
l'ho già visto, l'ho visto già inquadrato. Io sono felicissima di averlo qui in questa edizione, di averlo qui oggi in questa puntata. Lui si imbarazza, ma io dico sempre che è il bello di Mille Voci. Io lo trovo proprio bello, bello come uomo, bello come persona, è bello tutto, il nostro Michele! Guarda, ma cioè, vedi che saranno tutte d'accordo con me. Bello. Tra l'altro, oggi tu canti una cosa che proprio mi sta nel cuore, perché ho sentito il titolo di questa canzone, ho detto Michele, ma a chi è dedicata questa canzone? E lui ha detto a tutte le donne del sud. E visto che io mi sento una terrona, facciamo in modo... Ma tra l'altro io la canto, ma questa canzone l'ha scritta Bruno Lauzi. Pensa, quindi voglio dire... Grande Brunino. Il grande Bruno Lauzi ha scritto questa bellissima canzone che dedichiamo a tutte le donne che sono qui presenti in studio, a tutte le donne che ci stanno seguendo da casa e a tutte le donne del nostro amatissimo Sud, il nostro carissimo amico Michele. Che bella, poi sai, mi hai fatto ricordare questa donna col cesto di arance. Sì. Quando io ero piccolina ho avuto la fortuna proprio di vedere queste donne al mio paese con quelle gonne lunghe, no? Vestite di solito di nero, che avevano queste ceste che mettevano sulla testa o portavano le frutta o andavano a lavare i panni. Certo. Quindi questa canzone ha proprio rievocato un po' queste immagini. Grazie Michele. E ha fatto capire quanto è bella la donna del Sud. Che detto mentre mi guardi proprio è un'emozione enorme. Grazie Michele. Ciao. Grazie. Bene, io mi avvicino, Turco seguimi, mi avvicino a lei che è una new entry, no, se dico new entry poi ti arrabbi perché dici che uso sempre questi inglesismi. Allora, un nuovo membro della famiglia di Mille Voci, la nostra Marinella Bottazzi. Grazie cara. Allora, abbiamo anche lo sgabello per Marinella, accomodati. Dopo sì. Allora, Marinella è cantante, autrice, conduttrice radiofonica. Esatto, potete seguirmi tutte le domeniche mattina su Radio RCS L'Onda Veronese, dalle 10 alle 12 vi terrò compagnia. Dall'accento capiamo che non stiamo parlando di una donna del sud, ma di una donna del centro-nord, emilianissima. Bene, quindi un saluto a tutte le donne emiliane che ci seguono. Esatto. Marinella, cosa ci canti oggi? Oggi vi porto un pezzo che è stato, diciamo, scritto da varie persone perché credono in me. In effetti devo ringraziare Matteo Ghizzoni, Marco Candeloro, Davide Pantaleo, che oltretutto è lo speaker in radio con me, quindi grazie anche a lui. Però ci ho messo lo zampino anche io. Ecco, una cosetta. No, non potevo non farlo, non potevo. Il titolo della canzone è Un grammo di felicità. Un grammo di felicità, Marinella Bottazzi. Il sapore di un sorriso ha la forma che uno vuole, se lo guardi all'improvviso ti riscalda sempre il cuore, con le braccia più accoglienti che tu possa immaginare. Serve a tutti, a chi sta male e a chi si vuole innamorare, e difendi quel sorriso. Ti sento più vicino, lo vedranno sul tuo viso, a qualcuno servirà questa sera. Io vi porto una canzone, vola in alto e non sappiamo dove andrà, e nell'aria si respira un'emozione che ti arriva, dritto al cuore guarirà. Non sarà solo un ricordo, una canzone, ti darà un grammo di felicità.
di quanta strada, le risate con gli amici, mi sorprendo all'improvviso, siamo insieme più felici. Ora allarga le tue braccia ed ascolta le parole, ti colpisce sulla faccia come sempre un'emozione e riaffiora il tuo sorriso, ti sento più vicino, sta nascendo sul tuo viso e a qualcuno servirà questa sera. Io vi porto una canzone, vola in alto e non sappiamo dove andrà, e nell'aria si respira un'emozione che ti arriva, dritto al cuore guarirà, non sarà solo un ricordo, una canzone, ti darà un grammo di felicità. Non sarà solo un ricordo, una canzone, ti darà un grammo di felicità. Un grammo di felicità. Grazie. Marinella Bottazzi, grazie. Grazie a te. Ci rivediamo in altre puntate di questa edizione. Torna Benissimo. a trovarci. A Grazie dopo. Marinella. Ciao a tutti. Turco, ti prego, fammi sentire un po' Funari quando si chiamava la telecamera. Vieni qua, dammi la 3. Dammi la 3, che vedo che c'è scritto il numero. Dammi la 3, che veramente mi sento un po' Funari quando faccio così. Dammi la 3, perché io e te adesso abbiamo bisogno di prenderci una piccola pausa caffè insieme a Gabriele Marconi. Sono appena tornato dall'aeroporto dove ho accompagnato un mio amico. Nonostante i rischi del periodo, è voluto partire lo stesso, per Praga, a cercare la donna della sua vita. Gli hanno detto che l'amore è cieco. Bentornati dopo questa breve pausa caffè, una pausa che ci ha consentito di sistemarci un po' qui in studio per dare spazio a un grande artista che è un musicista, un compositore, un interprete. È con grande piacere che accogliamo in questa edizione di Mille Voci il nostro Franco Fasano. Ciao Daphne, ciao a tutti. Ciao, ciao. Io ho avuto il piacere di conoscerti in questa occasione, ma so che tu già hai partecipato ad altre edizioni di Mille Voci. Quest'anno io festeggio il 10° anno perché sono venuto la prima volta nel 2011 e devo dire che con Gianni ci siamo sempre trovati perché difendiamo tutte e due un certo modo di scrivere la musica in modo melodico, no? Le mode cambiano così, però questo modo di sentire la musica e io di scriverla non è che la trovi da tutte le trasmissioni, no? Perché Mille Voci è uno dei posti dove a me piace andare. Grazie Franco, questa è una bella cosa che dici sulla trasmissione ed è anche vera perché è una delle pochissime ormai rimaste che tra l'altro fa della buona musica E poi italiana. hanno portato il pianoforte vero. Capito? Questa è stata proprio una decisione del Turco che ha detto Franco deve suonare con un bel pianoforte perché tu sei un bravissimo musicista. Con cosa ci allieti? Guarda, quando sono venuto qui qualche anno fa, avevo cantato questa canzone che avevo portato a un Sanremo nel 1989, pensa. E allora mi riattacco a questa, ok? Con enorme piacere vi lascio in compagnia di Franco Fasano. L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente è troppo forte e tu non ti fermi più, la tua rotta hai scelto già verso l'idiosincrasia
per le cose più normali, anche per me. Se tu seguissi la teoria della regolarità, ti raggiungerei attraverso tutte le difficoltà. E se poi istintivamente ritrovassi l'armonia, ne guadagnerebbe il mondo, non solo noi. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento, e dimmi come mai da me ti stai nascondendo la tua fragilità. La scopro e poi la difendo, e quel giorno non mi perderai più. E dimmi sì o no, se è vero che ti appartengo, se stare insieme a me ha ancora un suo fondamento o no. Ma ora che noi siamo qui, trova un posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. Se non ti incontrerò, ti cercherò tutto il tempo. Se mi sorriderai, ritroverò l'entusiasmo, e quel giorno non mi perderai più. E quel giorno non ti perderò. Grazie. Franco Fasano! Grazie Daphne. Franco Fasano a mille voci, grazie! Avremo il piacere di riascoltarti in qualche altra occasione in questa edizione. Torna a trovarci, Franco, perché hai creato veramente un'atmosfera poetica, quindi Grazie, ti aspetto. Mi sta venendo un'idea, ma te lo dirò alla prossima puntata. Va bene, allora dopo ne parliamo. Grazie Franco, grazie. Allora, Gianni, dobbiamo prenderci un altro secondino, una pausetta a caffè. Ho un amico che fa il poliziotto, ma nel suo mestiere è un incapace ed è pure calvo. Non è riuscito ad arrestare nemmeno la caduta dei capelli. Ho conosciuto personaggi che pur di arrivare al successo si prestano a qualsiasi forma di compromesso e altri invece che non si prestano. Si vendono proprio. E Gianni Turco, e Gianni Turco, bella vaglione, e Gianni Turco, e Gianni Turco, tutte femmine fanno innamorare. Una rossa la sera, con un vaso e con una scusa, t'ha fottuta nel mio cuore. Gianni Turco non si chiude, e Gianni Turco, e Gianni Turco, voi, bello guaglione, e Gianni Turco, e Gianni Turco, tutte femmine fanno innamorare. Abbiamo restituito il pianoforte al maestro Alessandro Sì, per perché- sentire questo omaggio a Gianni Turco.
Io conosco Gianni Fasano e so che se lo sarebbe portato a casa, quindi è meglio... Franco Fasano si sarebbe portato il Sì, pianoforte se lo a casa. sarebbe No, fregato. l'ha restituito Franco, il pianoforte l'ha restituito al nostro maestro Alessandro, che certo che se ti restituiscono il pianoforte e vengono fuori queste composizioni... Beh, ma lui è bravissimo, No. io lo conosco, Appunto. è superlativo, è uno dei più bravi che ci sia in giro, sia a scrivere canzoni sia a interpretarle. Infatti, lo devo concordo. dire E infatti, grazie di per la mia averlo esperienza detto. e per quello che conosco anche lui come persona. Come persona, è vero. Poi chi scrive delle belle cose vuol dire che è una bella persona. Grazie. Andiamo avanti con il nostro programma con un gradito ospite che è stato in questa trasmissione nell'edizione 2019, il nostro Giuseppe Giuffrida. Salve. Io adesso mi sento un po' in imbarazzo perché Giuseppe è timidissimo, purtroppo vero? sì. Quindi io cerco di essere il più carina possibile senza metterti in difficoltà, perché ci siamo conosciuti l'anno scorso. Io di questa cosa sono rimasta assolutamente estasiata, perché tu hai un modo molto carino di presentarti, anche molto elegante di cantare, quindi io Grazie. in questo ti voglio fare i complimenti. Da dove vieni, Giuseppe? Cuneo. Da Cuneo, quindi salutiamo anche tutti quanti quelli che ti stanno seguendo di Cuneo. Cosa ci canti oggi, C'era un Giuseppe? ragazzo che come me amava i video dei Rolling Stones di Gianni Morandi. No, vabbè, allora non la canti solo tu. Qui cantiamo tutti tutti. insieme, cantiamo insieme a Giuseppe, noi qui in studio, voi da casa, questo grande successo di Gianni Morandi interpretato da Giuseppe Giuffrida. Grazie mille. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava e ticket you right, oh Lady Jane yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, un richiamato in America. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara ai Viet Cong. Ta 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 ta. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fan, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. Nel petto cuore più non ha, ma 2 medaglie o 3. Ta 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 Grazie mille. Grazie mille.
Giuseppe Giuffrida! Grazie mille. Grazie Giuseppe, torna a trovarci, Sicuramente. Ti aspettiamo, grazie Giuseppe. E io invece vado vicino al mio compagno di viaggio. Sì, ma compagno di viaggio, ma Dove per sta andare... Dove andiamo? E soprattutto Sì. perché? Oltre. Beh, questa però è una di quelle domande filosofiche difficili, alle quali è difficile vabbè. rispondere. Senti, Alessandro, dai, ti faccio fammi una canzone, cosetta. Ti metto una cosa su un vassoio. Me la servi su un piatto d'argento, vai. Santi che pagano, il mio pranzo non ce n'è. Sotto le stelle in Piazza Grande. Non so se ridi Quando, per no, disperazione. io rido, no, perché adesso voi dovete sapere che il maestro Alessandro mi sta colando il trucco dalle risate, perché lui cerca di Meno male. servirmi su un piatto d'argento Invece la è di presentazione coccio. Invece. dell'artista successivo. Quindi se voi ci seguite in questa edizione di Mille Voci, veramente ne vedrete di tutti i Allora. colori, perché fa spesso Rifaccio così. rifaccio. Allora me lo devi rifare in modo che io così poi posso andare a presentare gli artisti che seguiranno a questo momento, secondo me, storico, perché io credo che loro non siano mai stati presentati così. Dai, rifallo, vai a vai, rifare alla il grande. trucco. Vai. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è. Ehi, Bravi, non ci si crede. Questo è il modo in cui dovremmo presentare i Santo California. No, vabbè. Perché voi siete carinissimi e gentilissimi e quindi state anche al gioco e allo scherzo. Perché Da Alessandro va benissimo. detta dal maestro. Anzi, noi gli offriremo un pranzo, E sicuramente. infatti così devi Anche farlo due, ricredere. magari così rimango pure a cena. Devi farlo ricredere che non Con è vero che i piacere, santi Alessandro, sì, non no. pagano. No, Tra no. i santo invece sì. Avrei anche fatto un'altra che... No, non ci... Cielo grigio su, ti sogno California. Bene, abbiamo fatto questa spettacolare. Però no, insieme Alessandro... non potevo farle. No, cioè non... non veniva il medley. Vabbè. Allora, come avete potuto vedere, siamo felicissimi e onoratissimi di avere qui con noi i Santo California. Facciamo. A tutti, grazie. Ecco. Voi siete graditissimi ospiti di Grazie. Gianni Turco da tanti anni. Io ho avuto il piacere di conoscervi in questo percorso con Mille Voci e ho scoperto e conosciuto delle persone veramente squisite. Noi siamo fortunati a Mille Voci perché siamo veramente circondati da artisti speciali come persone ancor prima che come artisti. E loro sono tornati a trovarci facendo anche molti sacrifici, perché in questo periodo viaggiare, spostarsi, riuscire È ad diventato arrivare difficile, sì. è molto difficile. Poi voi venite da una regione veramente Dalla che Campania, sta passando, quindi, dalla per cui Campania, quindi una regione che sta Ci passando sono come ancora le tante restrizioni. altre. Io volevo dire che a noi fa piacere essere qui a Mille Voci perché ormai ci sentiamo parte di questa famiglia, grande famiglia. E sono d'accordo con quello che ha detto Franco prima. È una trasmissione, un programma che porta comunque all'ascolto di canzoni che hanno fatto il giro del mondo, praticamente un vero. successo a livello internazionale. Ci sono anche nuovi artisti che cominciano a farsi ascoltare, quindi per cui è anche per noi un piacere dare un contributo a loro. Ecco. Assolutamente. E poi c'è il maestro Alessandro, che anche noi conosciamo di noi, che si presta al gioco, quindi per cui ha vinto un pranzo. Grazie. Sono campano come voi, quindi vi raggiungo facilmente. Si vedeva, Alessandro, perché la musica è quella, il nostro Gianni, anche lui... anche lui viene da quelle parti, infatti qui è sangue, tutta... sangue napoletano. quindi per certo, cui, si sente. si sente anche. Cosa ci cantate oggi? Devo dire, Daphne, senti, noi abbiamo fatto come tutti il periodo di lockdown, come si dice, no? No, devi trovare un altro modo, No, perché al turco questa cosa di non gli usare piace. le inglesi, No, chiusi tutti sì, dentro. ecco, io lo volevo dire, però poiché usiamo queste parole... Lo so, però lui poi mi riprende, quindi mentre eravamo tutti chiusi... Durante la chiusura forzata, che abbiamo vissuto bravissimo. tutti, non sapevamo cosa fare. Abbiamo suonato, cantato, ballato, ci siamo visti poi e poiché in programma c'era un nuovo CD per quest'anno, poi l'abbiamo interrotto e avevamo già registrato una canzone che parlava della terra, Gaia,
difendiamo la terra. E c'era questa canzone che avevamo già fatto. In fretta e furia abbiamo fatto un video home proprio, A casa, proprio una cosa... e a l'abbiamo umma messo sul web. Devo dire che hanno risposto in avuto un buon tanti successo. e la vorremmo presentare anche oggi qui. Siamo a Mille Voci. onoratissimi. E parla di Gaia, della terra. Ecco, Della terra. proteggiamo la terra. Questo è il Ecco, messaggio che vogliamo prendiamoci cura della nostra terra, che probabilmente tutto quello che stiamo passando un po' dipende Ha anche da avuto questa... una bella pausa la natura durante Eh. quel periodo lì. Infatti. E poi si è ripigliata un'altra volta. Purtroppo. Purtroppo. Beh, Allora, i nostri santi che pagano il pranzo, i nostri Santo California in Gaia. Quando Gaia era bambina, qualche milione di anni fa, sulla scia di una cometa, l'amore arrivò qua giù e la vita incominciò. E come per incanto lei rigenera quest'universo, coi suoi profili languidi, consumati dall'umanità, che chiede sempre e non dà mai. Gaia non è più la stessa, se una ferita l'attraversa, perché lei sta cercando di stare bene nonostante noi. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Nonostante noi, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui. Gaia intossicata dagli uomini, corteggiata e violata da chi le ha promesso rispetto e amore in una guerra di energia, ha smesso di risplendere. E giorno dopo giorno lei rinnova questa vita mia, come la dea grande madre, ci protegge e poi ci porta via, e forse l'uomo cambierà. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Gaia non è più la stessa, se una ferita l'attraversa, perché lei sta cercando di stare bene nonostante noi, nonostante noi. Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Nonostante noi, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui, per sempre I Santo California! Non facciamo del male a Gaia! Noi vi aspettiamo perché abbiamo la fortuna e il piacere di avervi ospiti qui a Mille Voci, quindi vogliamo rivederci nel corso di questa edizione. Sì, con grande piacere. Vi aspettiamo, i Santo California!
vedi che bravo che sei, sembra che sei capace quando fai bene, così, lo sai, vero? Anche tu canti bene, Ma- potresti... Devo dire che sì, il turco quest'anno ha trovato questa accoppiata, non è niente capito? male, devo dire. Bravo maestro. Beh, ma anche gli ospiti, devo dire la verità, sono di tutto rispetto. Va bene, adesso però se vuoi ti do 2 minutini per esprimerti, dai. Suona quello che vuoi. In che senso? Così? No, non devi raccontare le barzellette, suonami una cosetta. Guarda, ti faccio un pezzettino di una delle canzoni più belle che siano state fatte nella storia internazionale, non in particolare, che però nei piano bar non viene mai suonata. Ah, ok, abbiamo Chissà questa perché. occasione, facci sentire. On a morning from a burger movie, in a country where they turn back times, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, brown and light of watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. She just tell you that she came in the year of the cat. La ricordi? Maestro Alessandro, no. Non te la ricordo, no, non è possibile. No, si vede che sono troppo giovane. Grazie per questo Eri momento. distratta, perciò Ero non te la ricordo. Grazie Al Alessandro. Stewart. Bravo ragazzo, vedi che ti Bravo chiamano Vaglione. ragazzo. Quanto gli hai dato? Vabbè. Parecchio. Allora andiamo avanti col nostro programma. È arrivato il momento di un nuovo acquisto della nostra trasmissione. Lei è Mad Cash. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ben arrivata. Eccomi qua. Giovanissima. Quasi il mio compleanno, tra un po'. 21, no. 21 anni, 3 novembre. Auguri per i tuoi. Dopo si fanno. Beh, dopo. comunque giovanissima. Giovanissima, hai scelto Mille Voci per venire a far conoscere la tua musica. Assolutamente. Ho letto qualcosa su di te, hai fatto anche la YouTuber o qualcosa del genere, facevi del freestyle Sì, che poi esatto. pubblicavi su YouTube. Esatto, tutto è nato da lì. Tutte parolacce per il turco queste, nel senso che qui stiamo parlando proprio un'altra lingua. Sì, porto un qualcosa di leggermente diverso da quello che si è sentito finora. È vero, perché è A un modo tocco mio. anche tuo, molto giovane, che fa bene anche al nostro pubblico, quindi siamo contentissimi di averti qui. Anch'io. Cosa ci canti? Non sono un umano, è l'ultimo brano che è uscito e vi Scritto vorrei da cantare te. questo, sì, assolutamente sì. Quindi la nostra Mad Cash con Non sono un umano. Fate l'amore, basta con la guerra, tutti incazzati ma sulla stessa terra. Fate l'amore, basta con la guerra, tutti incazzati ma sulla stessa terra. Non me ne frega brutto roito dei tuoi bla bla, nella testa mia tipo porno senti fuck. Non me ne frega sai di cosa puoi pensare, vivo la mia vita tu continua ad aspettare. Dentro il mare, emotività profonda, altro il male, una bimba che affonda. Solo indifferenza per ciò che mi circonda, anche appesa ad una lenza non sarò mai seconda. A nessuno importa niente di nessuno, questo è chiaro. Non passarmi avanti che ti asciugamano. Ho perso la fiducia per un mondo migliore. Spesso chi ti giudica è il tuo primo ammiratore. Quanta invidia dai, spostati che non sei nessuno. Non pensare a me, pensa un pochino più al tuo culo. Se hai bisogno di una mano tutti scappano. Se ti serve una comparsa guarda un po' come ti abbracciano. In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. Una partita persa questa vita che viviamo. Affrontiamo le paure altrimenti moriamo. Questo vino calda, sento il muro che mi parla. Una vita di problemi mentre pensi a farne un'altra. Io non ci sto con gente come voi. Fate gli amiconi, siete avvoltoi. In gruppo fate i fighi ma da soli di cemento. Puttane egoiste che seguono il vento. Ci provi ma cadi di mento tu.
ti fidi, io ti stringo e ti mento, dai. Vieni che balliamo lento, anche se poi mi risveglio nel letto. Tu attento a non fare il furbetto, poi di ansia ne ho più di un etto. Vuoi? Mi sveglio già nervosa nel letto, poi mi pento ma il coltello nel petto. Tu non darò mai più nulla a nessuno, mai. Dimmi chi c'era quando gridavo aiuto. Chi c'era? In giro gente falsa che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. In giro gente falsa che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. In giro gente falsa che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. È una partita persa questa vita che viviamo. Affrontiamo le paure altrimenti moriamo. Fate l'amore, basta con la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra. Fate l'amore, basta con la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra. Fate l'amore, basta con la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra. Fate l'amore, basta con la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra. Chi c'era? Che bel messaggio! Fate l'amore, non fate la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra, quindi possiamo essere tanto diversi ma alla fine abbiamo tutti gli stessi problemi, chi in una cosa e chi in un'altra, quindi vogliamoci più bene, ecco. Assolutamente, in questo momento soprattutto che sembra che abbiamo tutto il mondo lo stesso problema, oltretutto. Esatto. Ora di più. Ora ancora di più. Grazie Mad Cash, Grazie è a stato voi. un piacere. Grazie di essere stata con noi a Mille Voci. Bene. E adesso passiamo da un genere a un altro genere in maniera repentina, come riusciamo a fare noi qui a Mille Voci. Turco, mi devi seguire perché io invece vado a prendere il nostro tenore, il tenore dell'edizione 2020 di Ciao a Mille tutti. Voci. Ciao a tutti, Eccomi. eccoci qua. È sempre un piacere essere qua davvero. Eccoci qua. Allora, Matteo, ti vedo in forma, detto da te, è favoloso. Dei fiati ciecamente, lo sai. Dai fiati si sente, infatti tu hai dei sensi spiccatissimi, perché prima passavo, io non ti avevo visto, passavo nel corridoio, stavo parlando e si è sentito Matteo che gridava ciao Daphne! Sì, no, perché è vero che nel tuo caso ci sono tutti i sensi si accendono in qualche modo, no? Esatto. Allora, il nostro Matteo vive di musica, vive Esatto. con la musica, supera le difficoltà attraverso la musica, è il nostro, ormai lo voglio soprannominare il tenore di questa edizione di Mille Voci, della 16ª edizione di Mi Mille dà piacere, Voci. spero di esserlo per un po' di anni. Io sono onorato di esserlo, perché questa qua è l'unica trasmissione, ripeto, viva, seria, dove si fa musica, c'è amicizia e si collabora. Quindi viva Gianni Turco, che possa vivere 100 anni. Oh, che bell'augurio! Hai capito, Turco, che bell'augurio che ti ha fatto Matteo. Bene, grazie. Che cosa ci canterai oggi, Matteo? È un pezzo d'amore, dedicato a tutti noi che siamo sempre innamorati. Si chiama Cammina Cammina del grande Amedeo Minghi, è fatto in stile matteesco tiraboschiano. Tutto per voi. Quindi in stile tiraboschiano il nostro Matteone canta Cammina Cammina. Grazie. Cammina, cammina, divieni via più vicina, sorridi, affianca il mio passo, che imperve la strada, ma non è sbagliata, la vita è una sfera che viene e che va, la meglio che c'è per me che vivrai tutto il tempo a parlare di te, a parlare di te. Cammina, cammina, divieni via via più vicina, io sono con te per la vita, lo stesso che penso di te. Se potessi indovinare il tuo dolore, non soffriresti mai, ogni volta che ti trema troppo il cuore, con me respirerai, io ti difenderei.
difenderei, lo sai che lo farei. Cammina, cammina, sei qui con la testa e ti sento, non conta più niente che noi siamo il resto. La nostra storia è fatta d'amore, andremo lontano, non è un'avventura. Se sono con te la mia storia diventa per sempre così, quella meglio che c'è per me che ho passato la vita a pensare di te, a pensare di te. Cammina, cammina, divieni via via più vicina. Io sono con te per la vita, lo stesso che penso di te. Se potessi cancellare tutto il male, tu non sapresti mai. Non importa se domenica o Natale, con te mi troverai. Io ti difenderei, io ti difenderei, ti difenderei, lo sai che lo farei. Se potessi cancellare tutto il male, tu non sapresti mai. Non importa se è domenica o Natale, con te mi troverai. Io ti difenderei, io ti difenderei, ti difenderei, sai che lo farei. Cammina, cammina. Grazie! Bravo. Il nostro Matteo Tiraboschi! Volevo dedicarvi un vincerò, posso? Un bel 1000 voci vincerà veloce, me lo fate fare? Vai! 1000 voci vincerà, vincerà la sol, vincerà. Oh, grande Matteo, grazie! Che bell'augurio, grazie Matteo. Eccoci qui. Grazie molte. Vinceremo, vinceremo. Cercheremo di arrivare alla fine di questa edizione e vincere contro tutte le difficoltà. Alessandro, dai, sì, vai. Vorrei incontrarti tra 100 anni. Che facciamo 1000 voci fra 100 anni. Alla centesima edizione pensa al di mondo 1000 tra voci. 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Grazie, grazie, che bella presentazione. È una bella presentazione perché adesso tocca a me. Ecco. Sì, mi prendo un piccolo spazio per regalare un nuovo brano che fa parte adesso del mio repertorio. È stato sempre un brano che abbiamo concertato col Turco. E sono molto contenta di interpretare questa canzone, anche se poi è un po' difficile perché l'hanno interpretata veramente delle grandi cantanti della musica leggera italiana, quindi insomma mettersi alla prova anche in questo caso è impegnativo, però lo faccio molto volentieri e vi regalo Una ragione di più. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via, vado e porto anche con me la tua malinconia. Cerco le mie mani
quanto io non ho più niente per te, ti amo, tu non sai quanto amo da morire anche il tuo silenzio che non mi lascia andare via. Vado, ma se mi dici non lasciarmi solo, non so se il cuore ce la fa. C'è una ragione di più. Sai, c'è una ragione di Brava! Grazie! Grazie! E siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, di questa puntata di Mille Voci. Abbiamo il piacere di avere degli artisti che fanno veramente dei lunghi viaggi per venire qui a trovarci, quindi noi ogni tanto qualcuno di questi lo sfruttiamo un po' di più e con lui ce lo possiamo permettere. Quindi chiamo qui a chiudere questa puntatona di Mille Voci il nostro Michele! Eccoci qua. Questo splendore adesso canta una canzone che questa frase io l'ho sentita praticamente per quasi tutta la vita, da quando ero piccola. Ogni tanto eravamo seduti a tavola e mio padre esordiva proprio con questa frase, che sono sicura è successo in tutte le nostre famiglie, perché si guardava intorno e diceva: dove vanno i soldi? Con dove vanno i soldi? Michele! Io lavoro a nord, poi lavoro a sud, viaggi lunghi, notti bianche, ogni sera show. Faccio un po' di rock, ogni tanto un blues. Come te mi chiedo, sai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? Dove vanno i soldi? Che adesso passano di qua, per caso in tasca non si fermano mai. Ho smesso col caffè, non mando fiori a lei, e do le ragnatele sul telefono oramai. Non fumo quasi più, e poi non vado al bar. E allora adesso dimmi dai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? E dove vanno i soldi? Che per comprare un posto in paradiso neanche a rate ce la fa lei. Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, sono come trasparenti, chi li vede mai? Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, chi è che ce li spende, chi se li prende mai? Bisogna fare un leasing per avere almeno un sogno per noi. Compro jeans, niente scarpe o Fields, gioco la schedina e poi la odio il lunedì. I baci che do a lei li pago 2 per 3. Allora dimmi adesso dai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? E dove vanno i soldi? Che a metà mese sono già così scannato che di più non si può. Tutti i soldi miei, tutti
i soldi tuoi, ma fine fanno? Grandioso! Io mi preoccupo per i miei, Vero? i tuoi non tanto. Non avevo dubbi visto da dove vieni. Vengo da Genova. E difendi. Allora è proprio vero quello che dicono dei genovesi, eh? Assolutamente no. È peggio di quello che sembra. Michele, grazie! E con questo dove vanno i soldi, che è una domanda che ci porteremo dietro, mi sa, per parecchio tempo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Mille Voci. Continuate a seguirci insieme ai miei ospiti. Turco, sigla! Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Voci suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Mille voci suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Ed eccoci qui a una nuova puntata di Mille Voci, edizione del 2020, 16ª edizione. È già da un po' che siamo insieme, quindi voi sapete chi è che mi accompagna in questo viaggio e lo salutiamo, il maestro Alessandro Alessandro! Evviva, ciao, ciao! Eccoci, i nostri ospiti sono già qui accomodati in studio. Io adesso vi presento gli ospiti di questa sera che sono molti. Ti vedo col passo un po' felpato, come dire. Ecco, lo sapevo che finiva così. Vabbè. Finiva, stiamo all'inizio. Non si sa come va a finire. Se dobbiamo arrivare alla fine. Mi hai ispirato una canzone, posso? No, vabbè, dai. Sta botta. Vedrai. Ma che carino che sei, grazie. Vedrai che cascherai. Grazie. Non so dirti dove e quando. Te lo dico io. Ma prima o poi tu cascherai.
il maestro Alessandro mi prende in giro e ha ragione, perché io cerco di essere carina e mettermi questi tacconi enormi. Non so se hanno fatto una zoomata sui tacchi. No, vediamo se il turco riesce a riprendere questo taccone. Che io vorrei fare un saluto a tutte le signore che come me hanno questo problema di stare su questi tacchi. Ecco, mi guarda, mi giro, eccoli qua, vedi? Ecco. Un taccone proprio così. A tutte le signore che come me sono in sovrappeso e che hanno il problema di dover stare sui tacchi. Quindi un abbraccio a tutte le signore che mi capiscono perfettamente. Oh, grazie. Però cerco di fare la carina, siamo in televisione, quindi insomma ho un parterre di ospiti importanti e allora uno si acchitta un po'. Detto questo, noi abbiamo il piacere di avere ancora qui con noi un gruppo importante, famoso. Abbiamo avuto il piacere di averlo ospite nella prima puntata di questa edizione di Mille Voci, oltre al fatto che loro sono proprio amici di Mille Voci, perché sono stati tantissime volte ospiti di questa trasmissione, e sono loro il Giardino dei Semplici. Eccoli. Allora accomodatevi, do a te Luciano il microfono, voi manteniamo le distanze. Allora, loro hanno presentato e stanno presentando qui a Mille Voci il loro anche nuovo album. Eccolo qui, guarda, lo prendo io. Attenta. Ecco, ti pareva. Questo lo dirà tutto il tempo lui, questa cosa qui. Ecco qui il loro nuovo album. Dentro quest'album, che non è solo un album, è un doppio album, un doppio vinile, guardate che meraviglia. Tra l'altro bello anche proprio nella grafica, molto artistico. Qui dentro ci sono tantissimi vostri brani, tutti riarrangiati, ci sono degli inediti, ci sono i vostri successi, ci sono brani internazionali, ho studiato, sono stata brava. Classici napoletani. Questa l'avevo dimenticata, i classici napoletani, quindi due dischi assolutamente da non perdere. Ora, in questa occasione, oggi qui con noi, voi iniziate però col vostro... il cavallo, un pezzo, il vostro cavallo di battaglia, un brano conosciutissimo, un brano che tutti noi amiamo, che tutti noi canteremo con voi. Quindi abbiamo il piacere di avere con noi il Giardino dei Semplici e loro cantano Miele. Addormentati
Giardino dei Semplici con Miele, e avremo il piacere di ospitarli ancora nel corso della puntata, perché come dico sempre, quando riusciamo a rapirli, a farli venire a Mille Voci, sfruttiamo appieno l'occasione, quindi noi ci vediamo più tardi con un altro dei vostri brani all'interno del vostro nuovo disco. Grazie! Bravi. Io e il maestro Alessandro ci guardavamo da lontano e canticchiavamo. Sì, perché queste sono canzoni intramontabili e indimenticabili. Però io ho avuto la fortuna anche di conoscerli dietro le quinte prima della trasmissione e devo dire che sono anche delle persone stupende. Splendide, tutte Stupende. Le persone che noi abbiamo qui a Mille Voci sono persone veramente squisite e noi cerchiamo di andare avanti, andiamo avanti con il nostro programma e andiamo ad un altro brano classico, un brano di successo, quelli che si chiamano evergreen. Poi al turco non piace che io usi tutti questi termini, queste americanate, questi inglesismi, no? Perché lui dice che bisogna usare l'italiano, è tanto bello, bisogna usare la lingua italiana, quindi dovrei dire un successo di tutti i tempi, un sempreverde, un successo che non tramonta mai, uno di quelli che non tutti riescono a cantare ma che tutti conoscono, e noi quest'oggi abbiamo qui il nostro Giorgio Comandè che canta un brano conosciutissimo a chi? Non a tutti, però. No, non è vero, quelli della tua generazione. Forse il maestro sicuramente il maestro la sentita sa, qualche sì, volta. sì. Vabbè, ma è un classico Allora, Giorgio meraviglioso. è un cantante di quelli vecchio stampo, di quelli dei Night, di quelli delle canzoni soffuse, non ci possiamo stringere quelli purtroppo. dalle 3.000 lire a notte, 4.000 4.000 forse. All'epoca 4 quando ti diceva bene. Ecco, e ci canterà questo successo, come vi dicevo, questo sempreverde, September Morn. Giorgio Comandè. Grazie. Stay for just a while. Stay and look at you. If it's so long, I'll need you. Stand there in the door. Stay maybe a while. I only want to touch you. We travel around the world. Find ourselves again. September morn. We dance until the night became a brand new day. Two lovers playing, sing from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look around you down, why you become a grand new girl? I still ache and cry in a corner of your room. I look for a car so far from where you used to be, but not the fun I want forgetting I was before. September morn, do you remember how we danced so day away? Two lovers playing, sing from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we dance until the night became a brand new day. Two lovers play, sing from some romantic play.
September morning still can make me feel that way. September morning, we dance until the night became a brand new day. Two lovers play, sing from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way. E grazie al nostro Giorgio Comandè per questo momento così romantico. Grazie Giorgio. Grazie a te. Grazie. Bene, adesso è arrivato il momento di ospitare una donna con la quale io ho tantissime cose in comune. Lei è la prima volta che partecipa a Mille Voci ed è la nostra Roberta Lapadula. Ciao Ciao Roberta. Allora, qualcuno di voi vedendola potrebbe riconoscerla perché Roberta è stata attrice protagonista del mio videoclip di Massa e Medici, quindi esatto. Ma lei oltre a essere un'attrice è anche una cantante di brani di grandi successi, ma è una cantante anche di inediti. Ma non è solo una cantante, perché in realtà lei come me non fa la cantante di professione, ma ha una laurea in ingegneria, quindi abbiamo un ingegnere cantante. In più hai studi canto, hai fatto lo Zecchino d'Oro. Le selezioni dello Zecchino d'Oro le ho fatte anch'io. Sì. Sì. Un'altra Te cosa. l'hanno fatta comprare l'enciclopedia? No, volevano farmela comprare, perché ma a me mi invece sono ribellata. mio padre ha comprato un'enciclopedia per farmi fare Mille Voci, lo vorrei dire. Mio papà può confermare, abbiamo comprato un'enciclopedia per fare lo Zecchino d'Oro. Mille Voci, sì. Per fare lo Zecchino d'Oro abbiamo comprato un'enciclopedia. Sono arrivata alle finali regionali, all'epoca abitavo in Toscana, per andare all'Antoniano di Bologna. Mio padre ha risposto: con gli stessi soldi ti compro una casa, e quindi non c'è stato nessun Antoniano di Bologna, lo dico. Esatto, vedi, qualcuno con me ha condiviso questo piccolo problema. Quindi Roberta è a tutto tondo, anche un'insegnante di canto, perché hai fatto tantissimi master. Esatto, sì. Per insegnare canto, è direttrice artistica di un locale molto carino, quindi che si chiama Così a Se Vi Pare, insomma ricchissima. La tua canzone di oggi? Si chiama Intermittenza. È un brano scritto da? Giuseppe Mendolera e Silvia Ianniello. Ah, bene, allora la nostra Roberta Lapadula, che sveste i panni dell'ingegnere, dell'attrice, dell'insegnante, che Oggi quindi sono oggi cantante. a Mille Voci è la nostra cantante di Intermittenza. Grazie. La clessidra che gira e non parte, sei tu che rivolti il senso dei giorni e non so più contare le ore, i secondi, mi sembra tutto uguale. Sei tu che non hai nome, eppure ti chiamo e rispondi. Il vetro che si appalla è l'unico segnale della tua impercettibile presenza. Ma ferma il tempo e dimostrami che esisti per davvero e che non sei soltanto un'intermittenza del pensiero. Ma ferma il tempo come una fotografia fuori fuoco, perché non voglio farti scivolare via. Sei tu, tinto
intuisco se spengo la luce, sei tu. Se l'accendo svanisce mi piace, sei tu e non mi dai pace. Sei un tormento più grande di me. Spiraglio e spirale di un segreto che ora voglio conoscere. Ma ferma il tempo e dimostrami che esisti per davvero e che non sei soltanto un'intermittenza del pensiero. Ma ferma il tempo come una fotografia, dal mio sogno scivoli come un lampo illumini della tua presenza questa notte che si riempie di te. Le mie mani cercano, le tue mani sfuggono, sei vapore con il sole, non ci sei più. Perché sei soltanto un'intermittenza del pensiero. Ma ferma il tempo come una fotografia fuori fuoco, perché non voglio farti scivolare via. Grazie. Grazie. Grazie Roberta, complimenti. Avremo modo di rincontrarci anche in altre puntate di questa edizione di Mille Voci. Io adesso mi avvicino qui ai miei ospiti perché siamo arrivati... sì, è proprio così, tocca proprio a te. Così ti guardo e sai che te tocca. Ma io parlo romano con un napoletano. In teoria dovrei trovare il modo di parlare in napoletano, ma farei una figuraccia. Mi piacerebbe, ma non ci riesco. Vieni qui Mario, vieni. Cominciamo a avvicinarci con Mario Maglione e il maestro Lorenzo che lo accompagnerà al pianoforte. Allora Mario, bentornato. Il napoletano come tocca a te, tocca a te. Tocca a te in napoletano, come tocca si a te, dice? tocca a te, tocca a te. Però è la calata che è importante. Tocca a te. Non ne fa tocca a te. No. Tranquilla, tocca a te. Tocca a te. Adesso tocca a te. Allora, il nostro Mario Maglione è un cantante napoletano, tiene viva la musica tradizionale, la tradizione napoletana, canta anche canzoni napoletane. Tu canti molto Roberto Murolo, ma anche spazi in tantissimi, tutti i generi. La musica classica napoletana. E oggi con cosa ci omaggi? Parlando del panorama della tradizione, farò un inedito. Ecco, ti pareva, non l'abbiamo preparata, si vede. No, era da molti anni che ci tenevo a rifare un inedito. E ho scritto un giovane compositore, cantautore napoletano che si chiama Marco Fasano. Ha scritto un bellissimo pezzo dedicato alle femmine di mare e principalmente al mio quartiere, a Mergellina. A Mergellina. Esatto. E questa canzone si intitola O silenzio do core. O silenzio do core. Bravo. L'ho detto bene? Perfetto. Bravo. Mario Maglione! Grazie. La forma dell'acqua t'assomiglia, è trasparente e non si fa via. E quando parla tu, o silenzio do cor, è già lontano. E quando pensa a una canzone che parla te, ti senti più vicino. Sai che mi dispiace se non trovo una scusa per parlare con te, lontana tutto quanto. Ti
voglio ancora, ancora te voglio perdere il respiro, correre appresso a te, dentro sta capa mia. Femmine mare, soccorderezza, che non si può mai sciogliere. Tu sei a memoria che si scorda, tu non sa, ma non importa. Quando mi parla zitto zitto dinta notte, come non file viente. Se non trova una scusa per parlare con te, lontana tutto quanto. Te voglio ancora, ancora te voglio perdere il respiro, correre appresso a te, dentro sta capa mia. Femmine mare, so sguardi sa che mi fanno innamorare. So sguardi sa che mi fanno innamorare. Ma che bella, ma che romantica, veramente. Devo dire che è un pezzo molto bello, ci ho messo un sacco di tempo per scrivere perché mi piaceva, non mi piaceva. Grazie, grazie a tutti. Grazie a Mario Maglione, vai, portalo con te, grazie. E io faccio sempre questa camminata plastica. Bello, certo. Piano piano, tanto stiamo qua, non è che... Abbiamo tempo, perché se cammino piano risulto decente, se riesco ad andare veloce no. Quindi io sto qui vicino al mio maestro Alessandro, e così il trucco è che io mi metto qui, chiacchiero con lui e i nostri tecnici sistemano la scena, questa era la questione. Vabbè, però se vuoi puoi fare una cosetta, dai. Tipo... Tramonta luna e noi per recitare l'ultima scena restammo mano in mano cercando che io trovarci ce la sa. Fammi che vuoi indifferentemente tanto saccio che so per te non so più niente e dammi sto veleno non aspettare di mano che indifferentemente se tu m'accira e non ti dico niente. Alessandro! Grazie maestro! E adesso è arrivato il momento di un grande amico di Mille Voci, Domenico Bartolomeo! Eccoci! Ciao Daphne. Domenico è un grande amico di Mille Voci, ha partecipato a moltissime edizioni, canta sempre dei brani bellissimi, sempre delle cover riarrangiate, interpretate da lui a modo suo, quindi siamo felicissimi di averti qui anche in questa edizione. Che cosa ci fai ascoltare? Allora, un brano, un altro dei tanti brani di Lucio Battisti. Che è un autore che a te piace molto. Sì, assolutamente sì. Riarrangiato in un Anche per te.
anche per te il nostro Domenico Bartolomeo. Grazie. Te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te, che poi entri in chiesa e preghi piano, e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano, per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te, per te che metti i soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire di morire, non so. Anche per te dare qualcosa che non ho. E così, e così, e così io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Per te che di mattina svegli il tuo bambino e poi lo vesti e lo accompagni a scuola e tu al lavoro vai. Per te che un errore ti è costato tanto, che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Anche per te vorrei morire di morire, non so. Anche per te dare qualcosa che non ho. E così, e così, e così io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Grazie. Domenico Bartolomeo. Grazie. Per tutti voi. Grazie. E adesso è il momento di una cantante che è una insegnante, una corista, una musicista. Il suo nome per me è uno scioglilingua, speriamo bene. Irina Rozzarena. Ci ho preso? Sì, sei stata bravissima. Ci ho preso. Sei stata Bene. bravissima. Allora, bentornata a Mille Grazie, Voci, noi ci grazie. siamo già anche viste l'anno scorso, nell'edizione 2019, è tornata adesso nel 2020. Sì.
Spero tutto bene, c'è stata un'occasione nella quale avrei voluto tanto abbracciarti e anche adesso non è possibile, ma ricevi l'abbraccio di tutta la famiglia di Mille Voci, il mio, di Gianni Turco e di tutti gli altri artisti, perché in questo periodo è un periodo difficile per tanti motivi e anche i nostri artisti hanno i loro problemi da affrontare, per cui ci stringiamo tutti insieme in un grande abbraccio. Grazie. Allora, parliamo di musica, così perché torniamo mi sto a sorridere. commuovendo, devo non cantare. Ok, allora, con la musica, Mille Voci la vogliamo fare per questo, questa edizione, proprio per sorridere e tenere compagnia al nostro pubblico e ai nostri affezionati che ci seguono. Allora, la canzone di oggi. Guarda, la canzone di oggi io l'ho scelta perché è stata la canzone simbolo di Napoli, che è Abbracciami. E come io amo Napoli, perché è stata la prima città che mi ha accolto quando sono arrivata, amo tanto i napoletani, ho deciso oggi di cantare, ho visto che ci stanno tanti napoletani, scusatemi la pronuncia però, io ci farò tutto il possibile per farla bene. E canterò questa canzone bellissima, Abbracciami. Quindi ti abbracciamo tutti, Grazie. forte, 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 un Grazie. abbraccio da parte Grazie. nostra e di tutto il pubblico. Grazie. Irina Rozzarena.